Al rogo per espiare le proprie colpe, bruciata per pagare i suoi peccati, soprattutto quelli relativi all'amministrazione della città. Questa è la condanna emessa dal giudice nel tradizionale processo alla vecchia di Ponte Dante. Oh sì caro, come si fa la sarda parte politica quando che a Vecchia qua a tutti i costi fa il parcheggio interà in Piazza Vittoria? Là sotto il monumento dei statue qui che dimostra da Drio, vero? Ma se i matti, lui sa che sotto si tiene acqua. A me protetta se è costretta a fare il parcheggio in Piazza Vittoria, anche se Richard de perdere le elezioni, per non pagare a pedale all'impresa che già fa l'appalto. Ma non c'è solo il Park Vittoria tra le colpe che la vecchia deve pagare, c'è anche il sottopasso di Viale Brigata Marchi atteso oltre il dovuto, le multe dei vigili con i fotored ritenute inique e poi arriva la condanna quasi unanime dei trevigiani, quella di essere la vera colpevole dell'attuale crisi, ma anche di peccati morali come l'odio e l'invidia. Chi ha perso il posto di lavoro, i giovani che non trovano lavoro e ce ne sono, dopo i delinquenti. Che la vita è talmente breve e vale la pena di viverla bene, perciò bruciamo tutte le cattiverie che esistono. Una tradizione lunghissima, quella del rogo di metà Quaresima, tanto che tra i molti spettatori non è raro trovare chi è presente da decenni, sempre con il naso all'insù per vedere il falò. Facevo parte del gruppo una volta 40 anni fa quando l'hanno fondato.